Assistenza veterinaria e cibo per un anno ai maremmani che tengono alla larga i lupi, Enea e Asia, Argo e Penelope, Beppo e Marisa, Fiamma e Selva, i cuccioli di pastore maremmano abruzzese consegnati dalla regione prima di Natale. Hanno preso familiarità con le greggi alle quali sono stati assegnati e stanno imparando a svolgere al meglio il loro compito, sorvegliare 24 ore al giorno pecore, capre e agnelli e difenderli dagli attacchi dei predatori, in particolare dal lupo. Quattro zampe finiti a sorvegliare le greggi di Roverè Veronese, di Belluno e di Mel, ma non a quelle dell'altopiano di Asiago. Insomma, un passo avanti, ma chissà se ritenuto sufficiente da chi nelle malghe dell'altopiano ci vive e tra qualche mese dovrà riportarci gli animali. Per l'attuazione del progetto Wolf Alps nel quinquennio la Regione ha beneficiato di 430.000 euro di finanziamento comunitario a fronte di un cofinanziamento regionale di 130.000, ai quali vanno sommati altri 137.000 euro pagati per i danni subiti dalle predazioni.